Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio. E prima di passare alla prossima rubrica abbiamo un piccolo annuncio da fare. Se vi fa piacere, ancora oggi e domani, anzi vi deve far piacere, ogni malato di leucemia ha bisogno di una stella, quella stella puoi essere tu. Con la modica cifra di 13 euro puoi acquistare una stella di Natale oppure una stella di cioccolato, sempre per 13 euro, oppure fare una donazione al numero solidale 45507, ancora oggi e domani. E adesso passiamo alla rubrica Ius Arte Libri con Antonella Sotira. Buon pomeriggio e bentornati al nostro ponte di libri fra terra e uomini di valore. Oggi parleremo di un libro che vi aiuterà a trovare il piacere della lettura non soltanto nella narrativa ma nel saggio. Spesso si ha questa falsa idea che leggere è un piacere solo se si tratta di narrativa, poesia, di fiabe, no? Invece anche i saggi hanno una loro piacevolezza, una loro gradevolezza, ma soprattutto sono un'occasione proficua per aggiornarci, soprattutto quando si tratta di tematiche che ci riguardano tutti. Abbiamo oggi il piacere di ospitare con noi Pierluigi Sabbatini. Salve a tutti. Benvenuto Pierluigi. Pierluigi qui nella sua veste di scrittore e saggista, ma parliamo anche della sua professionalità. È un segretario parlamentare, responsabile di segreteria legislativa dell'onorevole Andrea Di Giuseppe, un legal specialist, compliance manager, laureato in relazioni internazionali ed è ha pubblicato ben 3 saggi, ma noi parleremo oggi di un saggio che purtroppo gli avvenimenti attuali hanno riportato, hanno reso attuale. Un saggio scritto nel 2018, Pace fredda, potere e democrazia, nel quale Pierluigi analizza la possibilità di rinnovare il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Pierluigi, perché questo saggio sul Consiglio di sicurezza? Allora, parto da quando è iniziata l'idea. L'idea è iniziata quando ero ancora uno studente all'Università di Macerata e proprio ci trovammo ad affrontare quello che era la problematica israelo-palestinese. E io sono sempre stato amante, no, della giustizia internazionale e all'epoca appunto trattammo le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che di fatto fondano il proprio principio su quello che è poi lo Statuto delle Nazioni Unite. E da lì mi sono interessato al mondo delle Nazioni Unite, al mondo della cooperazione, fino a decidere già dal 2013 di iniziare a creare dei modelli per andare poi a proporre delle eventuali modifiche. È un lavoro che è stato molto lungo, sono stati tipo 5 anni pieni di studio e devo dire è stato per me un arricchimento anche operativo, perché poi c'è un piccolo passaggio nel libro, però in realtà è più nella mia tesi di laurea, questo è una cosa che non dico molto spesso, però ho avuto la fortuna di intervistare il generale Luciano Portolano in Libano, proprio all'interno di UNIFIL, e appunto conoscere quella che era la problematica principale di UNIFIL, ovvero i campi profughi palestinesi. Oggi, lo leggevamo nei giornali, purtroppo i fatti del 7 di ottobre ci hanno riportato un po' ad un conflitto che pensavamo fosse sopito, ma invece in realtà non è mai stato così. Questo libro, diciamo che subito dopo l'uscita nel 2018 ha avuto un ulteriore successo perché è stato tradotto in inglese e si è arricchito anche dell'intervento di un professore israeliano molto noto. Sì, presentalo tu. Sì, il professore Ilan Greer-Salmer, che è sicuramente un professore che insegna alla NATO Defense College, ha sicuramente dato un giudizio sull'opera in inglese, ma mi sento di ringraziare qui l'ex ministro della difesa Giampaolo Di Paola, che ha seguito il lavoro fin dall'inizio ed è stato che ha curato la prefazione del libro, assolutamente, e che mi ha permesso poi anche di poterlo presentare anche a ex addetti ai lavori, al compianto ambasciatore Fulci, ex presidente del Consiglio di sicurezza proprio delle Nazioni Unite,
Tranquillizziamo i nostri ascoltatori sul fatto che è un libro di facile lettura, nonostante sia un libro tecnico, ma comunque con una narrativa, diciamo, saggistica discorsiva. Ed è un libro anche che ha avuto un'ottima recensione da parte di Daniele Capezzone, in cui addirittura parla di te come di un visionario, no? Perché prospetti addirittura 4 possibilità di intervenire sul Consiglio di sicurezza. Sì, diciamo, ringrazio anche ormai direttore Capezzone, Direttore, è vero, adesso è il caro direttore. amico. Lui è stato molto gentile perché l'ha recensito, fu il primo a recensirlo in realtà il libro. Diciamo che nella prospettiva di quello che io sono andato a fare, e poi sono stato anche in parte, ahimè, fortunato perché il tema delle Nazioni Unite oggi è sui libri e sui giornali praticamente di tutto il mondo, sia dalla posizione di Gutierrez che in Egitto ha testimoniato la necessità di modificare il Consiglio di sicurezza. Io quando l'ho pensato proprio in virtù di quello che secondo me l'attuale struttura prima o poi sarebbe andata a collassare. Ecco, quello che deve saper fare chi studia questi sistemi complessi, capire quelli che sono gli architravi all'interno delle Nazioni Unite. Sono 2 importanti teorie. Certo, spiegarle in maniera tecnica sarebbe noioso, non mi sembra il caso. Però se dovessimo per esempio leggere Morgenthau, possiamo capire che in realtà dietro Morgenthau c'è tutta una filosofia dell'imperialismo culturale che magari un ragazzino di 20 anni che si appassiona agli Avengers può ritrovare. Cioè dentro all'Avengers c'è Morgenthau, dietro Star Wars c'è Morgenthau. Certo. La geopolitica non si fa solo nei teatri di guerra, si fa nelle cattedre universitarie. Senti Pierluigi, noi abbiamo una sorpresa per te, una sorpresa musicale, anche se poi ti chiedo di trovare un modo semplice per indicare attualmente come è composto il Consiglio di sicurezza e quali sono le possibilità di ristrutturarlo, riformarlo, Certo. insomma. Ma prima la voce al nostro Alex Parravano. Non importa se sei bianco, se sei nero, se sei falso, se sei vero, se sei forte o sei indifeso, ogni colore ha la luce più acceso in questo scorrere di immagini veloci, di vergini più audaci, di rallenti della burocrazia, di estetica, analisti e polizia. Grazie maestro, è bello vedere Pierluigi che canticchiava questa canzone. Abbiamo anche visto adesso attualmente, proprio mentre scorrono le diverse immagini, c'è questo fermo immagine con questa foto bellissima con te, con Papa Francesco. Quando risale questa foto, che momento è? Questa è una foto molto particolare, del 3 maggio, udienza generale del Papa. 3 maggio di quest'anno? Sì, assolutamente. Praticamente, adesso però dirò una cosa un po' particolare perché in quell'occasione ho chiesto al Papa se potevo fare la proposta di matrimonio alla mia fidanzata e quindi e poi Vatican News ci ha ripreso, anche il Papa addirittura ci ha postato su un suo account Instagram, quindi è stata, l'hanno saputo i nostri amici matrimonio tramite... benedetto in anticipo. Sì, infatti serviva una buona benedizione. Che non è stato ancora celebrato o è stato celebrato? No, verrà celebrato l'anno Verrà prossimo, celebrato. sì. Ritorniamo al libro Pace Fredda e allora Posso attualmente interromperti sì, perché c'è una cosa che voglio raccontare che questa non sa nessuno, anzi. neanche la mia fidanzata. Facciamo un applauso perché sappiamo che qui dietro le quinte a questa donna così fortunata da ricevere questa benedizione particolare. Non importa, è stata la canzone che mi ha fatto scegliere relazioni internazionali. Io ero in gita di quinto e avevo fatto un istituto tecnico scientifico, quindi volevo fare farmacia, CTF. E quando ascoltai questa canzone, ero rappresentante di istituto, ho detto no, il mio mondo è quello lì, è il mondo di cambiare il mondo, cercando poi di dare un contributo reale per salvare vite, per cercare di cooperare insieme anche a altre culture. Che Tu è una sei cosa giovanissimo, fondamentale. il contributo già in parte l'hai dato, ti auguriamo effettivamente di continuare a farlo, ma torniamo al tema e quindi vogliamo spiegare ai nostri elettori com'è attualmente il Consiglio di sicurezza e quali sono le proposte che potrebbero aiutarci ad avere una maggiore pace nel mondo.
Allora, naturalmente le proposte, il Consiglio di sicurezza è formato da 15 membri. 5 membri sono permanenti e altri 10 invece non lo sono. I 5 membri permanenti sono, li dico perché comunque sono abbastanza famosi, Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna, Francia e Russia. Naturalmente oltre alla permanenza dello status dello Stato all'interno del Consiglio di sicurezza è quello che tutti conoscono come il potere di veto. Il potere di veto si esercita sul capitolo 7 della Carta dell'ONU che permette di attuare le risoluzioni a carattere coercitivo. Naturalmente questo va a creare un problema perché le misure di carattere coercitivo come gli interventi a favore della pace, quindi per le missioni di peacekeeping ad esempio, richiedono ovviamente che tutti e 5 i membri permanenti siano d'accordo o quantomeno non in disaccordo, perché qualora mettessero il veto ovviamente la risoluzione non passerebbe e questo naturalmente negli anni ha bloccato il funzionamento in alcuni teatri operativi da parte delle Nazioni Unite. I vari tentativi che si sono susseguiti negli anni hanno cercato di andare a modificare il potere di veto degli Stati, quindi cercando anche addirittura di crearne delle modifiche o anche addirittura cercare di inserire all'interno altri Stati per questo status particolare. Ovviamente sono tentativi che sono falliti. L'ultima volta, devo riconoscere, si era arrivati davvero molto vicini, è stato proprio l'ambasciatore Fulci che mi raccontava a casa sua che riuscì all'ultimo momento a bloccare la modifica del Consiglio di sicurezza perché era svantaggiosa per il nostro paese e qui infatti si testimonia la capacità diplomatica di un uomo che ha servito lo Stato con spirito di servizio e non di approvvigionamento, che in quel momento, quando il mondo stava rischiando di cambiare a sfavore del nostro paese, è riuscito a raccogliere quei voti per non far passare la modifica. Da lì tutto il percorso si è arrestato, fu fatto anche da Kofi Annan alcune proposte, l'Unione Africana ne ha avanzate altre. La cosa che mi ha colpito molto fu proprio una proposta dell'Unione Africana che di fatto all'interno di uno di quei modelli che io sono andato a ricostruire, modificandola ovviamente, ed è poi la proposta al quale io sono più affezionato e che lo stesso professor Gail Summer e il ministro Di Paola hanno comunque reputato soddisfacente. Hanno avallato questa tua proposta e diciamola come questo quarto modello, no? Perché tu ne prospetti 4, però questo quarto sembra quello che fa maggiormente convergere quasi tutti gli studiosi del campo verso l'idea che possa essere la soluzione migliore. Allora, il quarto modello, per arrivare a capire bene il quarto modello bisogna necessariamente leggere il libro per i vari modelli, perché poi c'è Bravo, ricordiamo, il libro va letto, ecco. Quindi ci sono, per il quarto modello in realtà è diciamo un che punto... c'è in formato anche ebook in italiano o soltanto in inglese? C'è anche in inglese, c'è anche è stato tradotto in inglese. Ormai quasi tutti, soprattutto se ci rivolgiamo a degli studenti, l'inglese ormai è alla portata di tutti come lingua. Il modello soft power e soft democracy in assoluto è il mio preferito, è quello che io sponsorizzerei, qualsiasi parte potessi trovare la possibilità di farlo, perché che cosa fa di fatto? Allora, io non agisco per cambiare i permanenti, né vado a modificare il loro status, perché sarebbe difficile da poterlo fare, perché per modificare la Carta delle Nazioni Unite ovviamente occorre il voto dei 5 permanenti e quindi necessariamente andare a modificare uno status privilegiato già di per sé sarebbe anacronistico. Quindi sono andato a modificare invece il meccanismo di selezione dei 10 non permanenti. Come l'ho fatto? Basandomi su un principio, ovvero che oggi il mondo si sorregge in gran parte sulle organizzazioni regionali, l'Unione Europea, l'OSA, l'Organizzazione Difensiva Americana, l'Organizzazione Africana. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso questo modello che già gli africani volevano avere perché avevano notato che chi andava dentro il Consiglio di sicurezza cercava poi di crearsi un proprio status sopra gli altri paesi, stati africani e quindi beneficiando del vantaggio dentro il Consiglio di sicurezza poteva fare la voce grossa all'interno delle compagini regionalistiche. Allora che cosa ho fatto? Ho ripreso una loro proposta e ho detto aspettiamo, i 10 membri non permanenti li dividiamo i seggi per organizzazioni regionali. Quindi se non ho capito male, hai proposto un modello inclusivo. Inclusivo di tutte le organizzazioni regionali, che però che cosa fanno? Loro creano una 5 regional list, cioè
decidono 5 stati da far candidare all'interno dell'Assemblea Generale, che poi di fatto, come da statuto, vota i membri non permanenti. Questo che cosa permette? Permette innanzitutto non a uno Stato di potersi candidare in maniera arbitraria, ma di fare gli interessi di tutta l'intera regione. E quindi immaginiamo il contesto dell'Unione Europea. I seggi per arrivare al Consiglio di sicurezza non permanenti vengono inseriti all'interno di una 5 regional list europea, dove l'Unione Europea, lì in realtà c'è anche il Consiglio d'Europa, per gli stati non dell'UE ma comunque del Consiglio d'Europa, scelgono chi candidare all'interno della 5 regional list. Quindi c'è una sorta di primaria, chiamiamola così, dopodiché questa 5 regional list va messa in votazione per i seggi assegnati all'interno dell'Assemblea Generale. E questo cosa fa? Il vantaggio di questa proposta permette agli stati che vanno al Consiglio di sicurezza di non fare semplici interessi nazionali, visione realista, che è un architrave all'interno del libro da parte di Carr, Morgenthau, Kenneth Waltz, ma di fare gli interessi della regione. E questo è fondamentale per creare una cooperazione nei teatri di guerra. Non è finita qui. Per entrare all'interno di questa 5 regional list ci sono dei parametri. Uno è obbligatorio, cioè per candidarti devi almeno essere partecipe in una missione di peacekeeping, perché se non partecipi nelle missioni di peacekeeping non hai la consapevolezza di che cos'è un teatro militare, un teatro cooperativo militare, perché militare è riduttivo, cooperativo militare è molto più complesso. Dall'altra parte ci sono 3 parametri soggettivi che invece in altri modelli erano oggettivi e obbligatori, che sono contesto demografico, contesto economico e contesto militare. Bene, insomma, una proposta articolata, e ho visto il maestro Alex Paravano che si è ispirato dalle tue parole a farti un omaggio con una canzone particolare che ci rimanda a questa sensazione di unità fra i popoli. Imagine there's no heaven. I wonder if you can imagine no possession, no religion too. Grazie. Una canzone che emoziona tutti e che ci riporta a questo sogno della pace. Nel tuo libro si fa riferimento a un modello filosofico che poi per un grande filosofo come Kant era un modello di pratica politica, non era soltanto politica. La pace perpetua, no? Ci vuoi dare non dico una spiegazione, perché insomma tradurre Kant in pochissimi minuti è difficilissimo, ma come mai questo concetto così antico ancora oggi è rimasto inattuato? Questa è una bella domanda. Naturalmente per raggiungere la pace bisogna capire che la pace, ahimè, purtroppo ha un prezzo, e spesso questo prezzo lo decide chi ha l'oligopolio dell'uso della forza. Ed è quello il problema, perché gli stati oggi non ragionano in maniera collettiva, cooperativa, spesso, in alcuni contesti, ragionano per interessi nazionali. L'interesse nazionale è ovvio che è importante ed è fondamentale, perché nella democrazia poi è l'interesse nazionale che deve essere soddisfatto a livello elettorale. Però è anche importante saper capire che salvare le vite, a volte mettendo da parte quella che può essere un'ambizione politica, è un grande passo verso l'umanità e per il futuro di Kant. Grazie Pierluigi. Senti, ma in questo colloquio che hai avuto con il Papa, a prescindere da questa cosa così tanto personale che attiene appunto alla tua relazione, a questo tuo futuro matrimonio, hai avuto modo di parlare di questo tuo impegno politico, perché è questo il modo di fare politica, cioè di fare cultura, di impegnarsi, di metterci la faccia, anche perché dopo questo libro del 2018 ne hai scritti altri 2 che hanno sempre attinenti sempre
sempre alla sfera della geopolitica, delle relazioni internazionali, ma soprattutto alla sfera del potere, no? Soprattutto l'ultimo, parli del potere che bisogna saper gestire. Hai parlato con lui di questo? No, non ho avuto modo di parlare col Santo Padre di questa cosa. Naturalmente diciamo che è stata una conversazione molto molto rapida, però gli ho dato un Cristo, un crocifisso al quale sono molto legato, che è il Gesù dell'ascolto. Questo che vediamo nella foto? Il tuo dono? Esattamente, quello è bello, hai fatto tu un dono. Sì, quello è un crocifisso molto particolare, perché rispetto a tanti crocifissi ritrae Gesù che è vivo, che ti guarda e che ti ascolta. Infatti il nome del crocifisso è Gesù dell'ascolto. Questa cosa ha colpito molto il Papa, perché l'ha anche poi baciato quando l'ha ricevuto, e mi ha anche molto emozionato, perché poi dietro la storia di questo crocifisso c'è una storia molto lunga che ci porta da Roma fino al Canada. Beh, saremmo curiosi di sentirla, ma siamo quasi addirittura d'arrivo, però forse qualche minuto ce la vuoi accennare a questa storia? Questa storia che è legata al crocifisso? Va bene, molto volentieri. Allora, questo crocifisso è legato a una suor Carmelina, al quale tra l'altro io devo molto. Praticamente lei era malata, molto malata, negli anni 90, e aveva il desiderio di diventare suora nella comunità passionista di Teopoli, nel quale all'interno c'è il fratello di mia nonna, padre Claudio, che è ancora vivo. E durante una delle notti in cui era inferma disegnò Gesù, perché gli apparve quell'uomo dentro il letto di ospedale, ci parlò diverse volte e lo riuscì a disegnare, nonostante era inferma, non poteva utilizzare gli arti. Questo ritratto è custodito in Canada. C'è stato fatto un percorso di beatificazione di Son Carmelina, e da lì però questo volto di quell'uomo è stato poi preso da padre Claudio e ha creato il crocifisso dell'ascolto, perché si sedeva ad ascoltarla. Che bella storia, com'è bello sentire anche questa tua fede cattolica, no? Messa al servizio dei tuoi studi, delle tue pubblicazioni e del tuo impegno politico, perché appunto, come abbiamo detto prima, hai anche un incarico istituzionale in Parlamento. Io di solito, a parte consigliare il libro che abbiamo presentato e che è arrivata la nostra devo dire che oggi devo ringraziare il mio raffreddore, il mio non sentirmi bene, perché sono stata qui in religioso silenzio. Sì, intanto ecco, devo sì, farti siamo tutti i complimenti commossi per l'ospite di oggi. Sì, sempre i tuoi ospiti commossa. sono eccezionali, però devo dire, lui mi colpisce molto anche per la sua giovane età. Dobbiamo svelare che l'ospite di oggi ho avuto il piacere di conoscerlo in questi pochissimi giorni. Ho fatto una lettura veramente velocissima ed intensa del suo libro, e voglio ringraziare la nostra comune amica Lucia, che ci ha segnalato questo brillante giovane, a cui auguriamo una brillante carriera. Io, a parte questo, come sai, alla fine di questa nostra rubrica diamo un ulteriore consiglio di buona lettura, e quindi mi accorgo che abbiamo condiviso, io ho fatto cooperazione internazionale nell'anno 2004-2005 in Terra Santa, e quindi, a parte il libro Pace Fredda di Pierluigi Sabatini, vorrei consigliarvi di leggere il libro Santi senza Dio, che racconta la storia dei cooperanti internazionali, questi professionisti degli aiuti umanitari che sono al servizio in terre diverse dalle loro, per promuovere e realizzare la pace, spesso anche rischiando la propria vita. E quindi grazie Pierluigi per questo incontro. Grazie a voi. Grazie a voi. Ricordiamo Pace Fredda, Potere e Democrazia, ma ricordiamo anche il libro del 2022 che è... L'altro è un libro, dovremmo fare un'altra trasmissione, certo. È Retromovimento, il potere trasforma chi non lo sa gestire. È un libro che racconta la storia di 9 senatori della Repubblica Italiana, a cavallo tra il Conte 1 e il Conte 2, e il contributo anche del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Zoccano. Bene, grazie Pierluigi, speriamo di rivederci con un altro tuo Assolutamente opera. Lo dobbiamo invitare. E allora, maestro, possiamo
ci accompagni in questo finale così tanto che ci ha commosso. Ormai la Sottile ha preso la situazione in mano, fatemi anche un'inquadratura sulla scultura del nostro premio, sì, che sì. è sempre presente, perché tutto nasce da Ius Arte Libri, il tuo premio letterario. Grazie al tuo Ti ospite, invito a grazie concorrere al nostro premio Esatto. per l'edizione 2024. Grazie. A tra Gio. pochissimo ci vediamo qui su Cusano Italia TV.